Ecco, Raffaele Zano, andiamo alle province, poi pian piano abbiamo preso già la strada giusta perché andremo a parlare della disoccupazione che continua a aumentare, soprattutto quella dei giovani, quindi il tema è sempre molto collegato a quello che stavamo discutendo. Prego Raffaele Zanon, visto arrabbiato mi da sono Manero Totti, inalberato quando ho sentito parlare di riforma delle insomma, l'abbiamo visto in province. Parlamento, perché le province passata... dovevano essere cancellate, tutti a più riprese, tutte le forze politiche, anche quelle presenti in Parlamento, avevano detto che erano un ente intermedio ormai inutile. Tra l'altro oggettivamente sono anche la negazione di qualsiasi forma di federalismo compiuto, perché il federalismo compiuto, lo dicevano i padri del federalismo, si attua attraverso il riconoscimento dell'autonomia del comune e attraverso le regioni o le macro regioni, proprio per semplificare il quadro politico. E invece abbiamo assistito a una riforma truffa che non ha cancellato un bel nulla, che mantiene, diciamo, la spesa pubblica comunque su valori inalterati, perché non sono certamente i gettoni di presenza dei consiglieri provinciali o degli assessori quelli che pesano sul tipo di provvedimento che è stato approvato. Bisogna iniziare. C'è stata una moltiplicazione invece di poltrone che sono aumentate, quindi Renzi non sta attuando nessun provvedimento serio per la riduzione di quella spesa pubblica che sta ammazzando l'Italia. Quindi non stanno dando i segnali a un'Italia che soffre, a un'Italia che è in grave crisi, a un'Italia che in questo momento affronta anche un tema, sottovaluta anche fatti come quelli che sono, diciamo, all'ordine del giorno in questa trasmissione, perché è grave sottovalutare tutto quello che sta accadendo nel nostro Veneto, è grave sottovalutare tutti i blocchi che ci sono stati qualche mese fa ad opera li chiamano forconi, ma erano cittadini giustamente indignati, giustamente arrabbiati per quello che il Veneto produttivo sta vivendo. E non è solo il Veneto produttivo, non è solo chi investe, chi lavora, ma anche chi socialmente non ce la fa più a sopportare il peso di una crisi che tocca migliaia e migliaia di famiglie. E poi Renzi manca all'appello sul fronte dell'occupazione, cioè io ho assistito alle sue dichiarazioni, ha scoperto che ormai abbiamo toccato livelli che pensavamo aver scongiurato da decenni, quindi la situazione è grave. E a me è piaciuto il passaggio di Bossi, perché ha fatto un sottile passaggio che nel giorno in cui c'è stato, diciamo, questo tentato golpe, perché la stampa all'inizio l'ha fatto passare come tentato golpe, ecco, non dimentichiamo il linguaggio che usa anche determinata informazione. Quindi questo è stato nel giorno in cui è passato che c'è stato questo fatto, in Parlamento sono passate non solo un'altra legge svuota carceri che consente a molte persone che hanno commesso reati di uscire dal carcere, ma anche è passata la depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina. Quindi in quel giorno Bossi, pur non essendo più il Bossi che noi conosciamo, però l'ha detto, e credo che gli vada dato atto il fatto che questo Parlamento va esattamente nel senso contrario a quello che il buon senso e la gente comune chiede, perché forse non si vive abbastanza. Io sono stato pregato dai vostri colleghi, entrando in questa TV, di posteggiare l'auto nel cortile della TV, perché c'è il rischio che trovi magari qualche sorpresa alla fine della trasmissione. Ecco, questo è il clima che viviamo nelle nostre città, e invece di depenalizzare il reato di immigrazione clandestina, invece di creare svuotacarceri e quindi fare altre carceri, o invece di dare certezza della pena, è un diritto fondamentale che il cittadino dovrebbe vedere riconosciuto, ecco, noi ci troviamo di fronte a situazioni in cui il nemico apparente sono coloro che ideano queste io devo dire, eravamo anche era il giorno appena passato il 1° aprile, quindi si poteva anche pensare che chi ha ideato queste cose non solo forse ha peccato un po' di fantasia, perché io mi ricordo
l'altro diciamo, evento che aveva 97, caratterizzato nel 97. nel 97, e lì tutto il mondo se ne occupò. Devo dire che questo forse ha avuto un effetto mediatico un po' minore, ma credo che sarebbe un guaio se la politica tutta, quella con la P maiuscola però, quella che si occupa veramente dei problemi della gente, sottovalutasse quello che sta accadendo nella nostra regione. Telefonate, poi la risposta d'obbligo di Tonino, sentiamole. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Con Silvano della provincia di Vicenza. Prego Silvano. Intanto la mia più profonda stima per l'editore che è lì con voi e quelli ovviamente che si battono per l'indipendenza del Veneto. Tra l'altro lui ha toccato un tasto molto perfetto. Lo Stato in realtà gli estremismi li ha sempre allevati. Io mi ricordo un fatto, mi ha fatto venire in mente di tanti anni fa, sono andato poche volte in ferie. Sono andato per sbaglio a Santo Domingo, non so dire perché ho deviato le mie ferie. E lì ho trovato delle persone che vivono da anni, persone anche preparate da livello politico così, e mi dicevano che gli estremisti di destra e gli estremisti, i cosiddetti brigatisti, si trovavano là e studiavano proprio in quel paese caraibico, un paese particolare, poi le strategie ovviamente, chiamiamole così, dell'estremismo, e quindi corrisponde perfettamente, proprio un fatto così. Altro fatto, io mi chiedo, quelli del PD, come mai che non appoggiano invece il discorso del referendum sull'indipendenza del Veneto? E voglio ricordare che la situazione del Veneto, che è l'unico Stato che può diventare Stato prima degli altri, perché nella regione della Lombardia anche altri, per la sua storia che ha, per tutta una serie di problemi in cui in questo momento si trovano concentrati interessi economici che riguardano sia la Germania, perché ha investito, ma ho detto, sulle nostre ferrovie, sia la Francia, perché non dimentichiamoci che abbiamo i più grandi gruppi tessili francesi, chiamiamoli così, del lusso, che sono qui e che hanno tutta convenienza che il Veneto vada bene. E dobbiamo anzi ringraziare in quel caso il gruppo Louis Vuitton, che certo non è un gruppo di santi, ma qui ha fatto l'80-90% della produzione viene qui, non scordiamocelo. Quindi questo se il Veneto degrada, infine salta anche il suo investimento con tutto quello che ne consegue. E quindi noi potremmo invece avere una forza nei confronti di Roma, ma dico anche a livello europeo, un consenso molto più vasto e approfittarne per cambiare questa situazione che cambierebbe anche il paese in generale. Certo. E quindi il PD, vorrei anche ricordargli che non solo le situazioni di crisi li ha in Toscana, ovunque dove governano loro, ma come mai che non è più venuto fuori niente del Monte dei Paschi? E come mai però anche in Veneto il nostro bel scandalo Baita non è venuto fuori niente? E qui subito si sia accanita la magistratura tutto per un atto quasi carnavalesco? Me lo chiedo questo. Subito ma dopo avrà il PD però di schierarsi con qualcosa e certo. Chiedo al signor Zaia, visto che ha la maggioranza, di schierarsi per il referendum. Se vuole lo può fare, se no si dimetta. Grazie alla telefonata, poi la risposta di Tonino ovviamente, se il PD si schiera da qualche parte, poi spiegherà anche il Monte dei Paschi di Siena, insomma. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Pronto, sono di Verona, Angelo. Angelo, prego signor Angelo. Sono un pensionato di 80 anni, mi scusino che sono molto più giovani di quelli che sono in studio. Io quando sento parlare di carri armati, di carta o veri, mi viene alla mente uno zio che a Nicolaesca ci rimise la vita ed era un alpino. Altri due parenti, tornati dalla prigionia, dopo 3 anni sono morti. Dico questo perché anche la Jugoslavia dovrebbe insegnarci qualcosa. Se noi avessimo puntato, e qui seriamente, su una maggiore autonomia finanziaria e avessimo colto le insofferenze di tutti i comuni della Lessinia, di Vicenza, di Belluno, nei confronti delle autonomie finanziarie di Trento e Bolzano, del Friuli, Venezia Giulia, probabilmente lasciando da parte il discorso delle padanie e di tutto quello che in questi 20 anni ci siamo inventati, probabilmente avremmo ottenuto, e c'erano le condizioni oggettive per ottenere una maggiore autonomia finanziaria. Adesso ci viene proposto il discorso dello Stato del Veneto. Non avete spiegato sufficientemente ai cittadini veneti
come intendete organizzare lo Stato, con che risorse pagate la polizia, l'esercito, i confini, gli ambasciatori, cioè le strutture dello Stato veneto non l'avete spiegato a chi sabato manifesta per l'indipendenza del Veneto. E sarebbe molto onesto che chi propone l'indipendenza e lo Stato del Veneto riuscisse anche a stabilire e a dimostrare ai nostri cittadini con quali risorse, con quale economia lo Stato veneto può reggersi nei confronti dell'economia. Grazie, è stato chiaro, ma rispondere Di Verona, ma lo capisce niente sto qua. Cioè chi propone l'indipendenza deve dire che come, certo. Spieghi come attuarlo. Dopo Indipendenza Veneta, Cesare Busetto le risponderà a una domanda corretta da parte sua. C'è un'altra telefonata, sentiamola. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, buonasera, sono Ivano, qua di Colle Umberto. Colle Umberto, prego. Sì, mi dispiace intanto per Occhietta che è caduto dentro una trappola così, purtroppo è l'avventura della vita, e anche a tutti gli altri ovviamente. Comunque volevo dire al signor Berlato che sono già tre governi che fanno quei cavoli comodi, porci comodi, senza essere eletti dal popolo italiano, sinceramente, non due come ha detto. Tre, ho detto tre. Monti, Letta e adesso Renzi. Sono tre. Ah, scusa, allora sono io l'ignorante che non ho sentito il terzo. Scusa. Comunque, già tante cose me le ha dette lei, presentatore, giustamente, che non vedono l'ora di prendere la poltrona per i soldi e basta. E questo è anche vero. È anche vero questa cosa qua. Perché quando abbiamo una persona del Veneto che dice non vede l'ora di tornare in politica per pagarsi la barca, vedete voi un attimo. Questo è il signor Galan che ha fatto anche l'annuncio su 2 giornali quotidiani, sul Gazzettino e sulla Tribuna addirittura. Ecco, questa è una vera vergogna. Riguardo a quello che ha detto Umberto Bossi un attimo fa, che sono lì tante parole, tante favole, niente fatti, mi sembra che lui aveva il governo in mano, è andato a regalarlo al PDL. E il PDL ha fatto i porci comodi che ha voluto lui. Praticamente ci ha ridotto nella merda, scusate il termine, ma è così. E dopo mi meraviglio di quei 2 persone, quella signora là e il signore là, che litigano tra loro, che sono in 6 in questo momento qua nello studio sono in 6 persone. Mi dica stanno quali? litigando per loro che sono solo in 6. Provando a immaginarsi come sono al governo cosa succede, insomma. Certo. Se questo è governare l'Italia, viva l'Italia. Grazie, è stato chiaro anche lei, grazie alla telefonata con Umberto. Sentiamo l'ultimo in questo passaggio e poi risponderemo ovviamente a tutti i telespettatori, iniziando dal PD, per poi parlare anche con Busetto cosa farebbero se prendessero il potere della Regione Veneto. Sentiamo la telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, io sono una semplice cittadina veneta e vorrei dire la mia piccola opinione ai signori lì in studio. Il suo nome e da dove? Io mi chiamo Michela, chiamo dalla provincia di Venezia. Prego. Allora, ho sentito una delle vostre persone ospiti dire che non possiamo chiuderci come Regione Veneto perché viviamo di esportazione. Volevo semplicemente dire a quella persona e a tutto il resto del vostro studio la mia opinione. È per questo che siamo ridotti così, perché siamo stati troppo esportatori per mantenere tutti gli altri, e per mantenere tutti gli altri adesso non vorrei che continuando ad esportare ci riempissimo i capannoni vuoti di scorie industriali e di rifiuti industriali che non sappiamo come recuperare. Mi chiedo semplicemente se quando Treviso o Vicenza producevano ed esportavano come la Grecia e il Portogallo, cosa abbiamo ricevuto in cambio? Una pedata nel sedere? Abbiamo mantenuto tutta l'Italia? Per cosa? Grazie. Io trovo, professor, poi vado al PD, però una domanda gli faccio, professor, trovo davvero che la gente che ci chiama in questa trasmissione sono molto preparati, sanno davvero le problematiche, molto probabilmente più anche dei politici, senza offendere nessuno ovviamente, perché sanno com'è la situazione italiana davvero, e la cosa è molto preoccupante, reputo io. Ma io mi congratulo, evidentemente la trasmissione
trova consenso e solleva dei problemi che sono sentiti e che lasciamo spazio ai nostri telespettatori perché possano esprimere la loro opinione. Quello che va ribadito che la politica è come una medicina, però se l'ammalato è morto la medicina non serve a niente, se è moribondo serve a gran poco. Quindi mi sembrano quei dottori al capezzale di Pinocchio, no? Che alla fine se lo sono portati via con la bara. Non possiamo continuare a discutere di chi è la colpa, dobbiamo discutere su cosa fare e come andare avanti in una nazione che soffre di una profonda crisi, ma soprattutto di una crisi politica. Quindi addirittura noi abbiamo il malato, ma non abbiamo nemmeno la medicina. E il problema della medicina è che non c'è cultura, perché non possiamo andare avanti a suon di proposte o di provocazioni. Bisogna risolvere i problemi. Per cui è vero che alla fine in momento di crisi qualsiasi proposta può diventare dirompente e rivoluzionaria, però in momenti di tranquillità, di produzione, di economia normale, queste proposte lasciano il tempo che trovano, ma non riusciamo a risolvere questo problema entro domani mattina o entro i prossimi 10 anni se il Veneto se ne va dall'Italia. Può essere una soluzione, ma bisogna trovare delle soluzioni urgenti che tamponino quello che è la crisi attuale nel Veneto e contemporaneamente i veneti si esprimano liberamente sulle loro intenzioni. C'è un problema anche costituzionale, ma questo è un'altra questione. Sì, poi la Costituzione non te lo permetterebbe di fare questo. Allora, andiamo con ordine. Paolo Tonio, la prima telefonata ha ovviamente preso anche di mira il PD, cosa ha fatto il PD, cosa non ha fatto, poi dato che ha la parola può anche rispondere a quello che diceva Raffaele Zanoni in merito alla repressione, usiamo questo termine, delle province e a tant'altro che è stato detto, a Bellato che ha detto che Renzi non ha fatto nulla. Non so se poi Tognon è filo Renzi oppure no, perché una volta erano tutti filo e poi sono tutti dato filo Renzi, un po' c'è stato un po' insomma tutti sul carro, tutti sul carro. Naturalmente è la legge del padrone, tra virgolette, quando si va al padrone c'è Bersani, via tutti prima tutti pro Bersani, poi tutti pro Renzi, cioè nessuno ha mantenuto un'ideologia, anche lì Tognon sarebbe da discuterne, però la politica è questa, mi dicono. È vero o no? È vero, però a me sembra che in questo caso, anche rispetto agli interventi di prima, a Renzi in questo momento si dice che o ha fatto troppo poco, oppure che ci si aspetta come eccessivamente anche rispetto ai mesi che ha avuto a disposizione. A me pare che ci siano delle cose che ha detto e che dovremo valutare ovviamente nei prossimi mesi se farà, e magari ci ritroveremo qui a discuterne, ed altre che ha già messo in campo, sta facendo. Ora, andiamo per punti. Uno, legge elettorale. Ne abbiamo parlato qui anche. Rispondiamo anche il telespettatore sempre che ha detto del PD, insomma, che deve decidere da che parte stare. Sì, adesso però mi premeva dire questo, cioè legge elettorale, chi è che aveva votato il Porcellum l'altra volta? Perché poi qua si dice, ogni volta in Italia succede qualcosa e nessuno si assume mai la responsabilità. C'era una legge elettorale definita appunto Porcellum dallo stesso promulgatore, oggi siamo di fronte a un'altra legge elettorale. A un altro Porcellum. A un'altra legge elettorale che io sono convinto sia molto migliore. Io sono convinto che sia molto migliore rispetto alla precedente, perché risponde a due principi per me sacrosanti, che il primo è che chi vince governa finalmente questo paese, e il secondo è che con collegi più piccoli forse gli elettori potranno scegliere essere più vicini anche a chi mandano in Parlamento, e non come è stato fatto fino ad oggi, che decidevano le segreterie di partito. Non sono d'accordo, va bene. Due, la riorganizzazione amministrativa. Dice un'altra cosa, Due, la riorganizzazione amministrativa che sta facendo. Ora, sulle province, ovvio che non sono state abolite, perché deve arrivare, bisogna aspettare l'approvazione anche del DDL che è uscito dal Consiglio dei Ministri. Però intanto non si voterà più
per le province. Questo determina un risparmio di 760 milioni, 760 milioni. Ecco, per esempio a me fa piacere adesso sapere che la Lega, che ci ha detto fino a qualche mese fa, che ci ha detto fino a qualche mese fa che i problemi erano anche gli eccessivi costi delle province, gli stipendi dei politici, quando li andiamo a toccare basta, quello non era più ma le province verranno abolite, è una questione di tempi, non si voterà più, non li voti e li imponi, non li voti e poi si aboliscono, sono due passaggi diversi, ma oltre alle province, quello che a me interessa di più anche rispetto alla domanda dell'indipendenza del Veneto è anche tutto il resto che c'è in questo pacchetto di riforma generale dell'amministrazione, cioè incentivare le unioni dei comuni, le aree metropolitane. Per la prima volta abbiamo anche in questa regione la possibilità di fare una città metropolitana di Padova, Treviso e Venezia. Questo secondo me è il federalismo. Queste sono le aree all'interno delle regioni che possono competere in Europa e nel mondo. Questa è una grande opportunità, io penso, per la nostra regione, per i giovani, per evitare che i giovani se ne vadano, perché così si diventa attrattivi di investimenti e di opportunità anche per i ragazzi. Poi dal punto di vista dell'economia ovviamente sono state dette certe cose anche sulla riforma del mercato del lavoro, visto che prima si diceva questo, che dovranno essere fatte. Dopodiché io sul discorso degli 80 euro in più alle famiglie non ci sputerei sopra, anche questi 80 euro in più arriveranno a un milione di ai disoccupati. Andiamo a vedere quello che c'è scritto nel Jobs Act, nella riforma del mercato del lavoro che ha in mente, di ampliare anche il sussidio di disoccupazione a chi non ce l'aveva prima. Ampliare, certo, ampliare. Prima glielo dai, dopo lo ampli. Quindi ci sono tutta una serie di cose in campo, alcune fatte e altre che bisognerà valutare nei mesi. Non si può chiedere a un governo in 3 mesi di fare quello che non è stato fatto nei 20 anni Busetto invece, se con l'indipendenza indipendenza già la devo correggere perché non andiamo ho capito, però se voi volete prendere i voti, cosa volete fare per il Veneto? Cioè come l'amministrazione della regione, come sarà nell'eventualità che l'indipendenza Veneto... Riassumo un attimo il pensiero perché mi accorgo che c'è molta confusione in questi... A me interessa il sistema bancario, mi interessa, volevo capire... No, perché poi c'è veramente chi ti chiede le cose più pensabili. Ma è giusto sia così, se uno vuole... No, chiaro, ma io le rispondo con molta tranquillità. Al di là che mi manca la risposta sul referendum, il perché il PD, perché secondo noi il referendum è, e alcuni dell'estrema sinistra concordano in questo, è la massima espressione di democrazia, e quindi chiedere ai veneti se, e questo è il valore anche del referendum digitale che c'è stato, se i veneti desiderano esprimersi, e questo l'ha dimostrato la proposta di legge 342, con un referendum, io trovo aberrante che un partito che si chiama Partito Democratico non sostenga la possibilità di esprimersi. Magari vinceranno i no, però evidentemente avete talmente paura che, e questo guardi è stato fondamentale quel sondaggio che è uscito su Repubblica meno di una settimana fa, infatti, che dava molto elettorato di sinistra, un 30% di elettorato di sinistra favorevole al referendum, e avrebbe votato sì per l'indipendenza del Veneto. Questo è un dato importante. Hanno alzato già l'audio delle telefonate. Se rapido seconda cosa, lei ha accennato, ha detto la Costituzione non lo permette. Attenzione, perché i detrattori del referendum non sanno, si fermano all'articolo 5, dove leggono l'Italia è una indivisibile, là casca, si chiude il libro della Costituzione. C'è anche l'articolo 10 che dice l'Italia si conforma alle norme di diritto internazionale, tra queste il patto di New York firmato dallo Stato italiano, che prevede il principio dell'autodeterminazione, che è un principio sovracostituzionale, è un principio di diritto paragonabile alla libertà, viene addirittura paragonato al diritto alla vita naturale, quindi è un diritto naturale, è un diritto naturale. Quindi stiamo parlando, io vi faccio una provocazione, nel 1848, se non
vado errato, il re Umberto II, lo statuto albertino è perpetuo nel promulgare lo statuto, questo è perpetuo e irrevocabile. Abbiamo ancora lo statuto albertino? No. Non credo. Secondo lei, che ha detto PD, fra 100 anni avremo ancora l'articolo 5 della Costituzione? Secondo lei lo avremo ancora l'articolo 5 della Costituzione? Non sono un veggente. Non è un veggente, ma 100 anni fa avevamo l'articolo 5 della Costituzione. No. La storia la scriviamo tutti i giorni, quindi quello che mi sento non si può cambiare la Costituzione tutti i giorni. Ma non credo che l'abbiamo cambiato, però si ricordi che non è passato ieri. La società è cambiata. Quello che io mi sento di dire ai politici qui presenti, visto che io non sono un politico, non ho mai fatto politica. Sta facendo politica però. Sto facendo politica da 2 anni, ma siamo un movimento, non siamo un partito politico. Imparate ad ascoltare, perché tutte le serate che noi facciamo, qualcuno l'ha ricordato prima, non mi ricordo chi, forse lei Raffaele, bisogna imparare ad ascoltare. Quello che la politica ha mancato fortemente in questi anni qui è stato mettersi veramente nel mercato, ad ascoltare le persone, perché noi oltre ad ascoltare abbiamo dato una risposta, perché il Veneto indipendente è una risposta, perché ci può essere Renzi, ci può essere chiunque, ma dati che sono usciti sul Panorama di questa settimana, su 2.500 dipendenti regionali in Veneto, la Sicilia ne ha 20.000, mantenere un ettaro di foresta in Veneto costa 65 euro, in Calabria 579, un pasto in ospedale 6,5 euro, in Veneto quasi 80 al sud. Costi standard. Le dico un ultimo dato che risponde a un'altra telefonata che chiedeva ma come farà un Veneto indipendente? Bene, il PIL in miliardi di euro, il Veneto ha un PIL di 140 miliardi di euro. Adesso vi snocciolo degli altri stati rispettabilissimi, come la Romania ne ha 136, l'Ungheria ne ha 101, la Slovacchia ne ha 69, la Croazia 45, la Slovenia 36, la Lituania 31, l'Estonia 16, e mi chiedete come farà un Veneto? Sì, ma però non possiamo balcanizzarci, perché c'è da tutti stati dove io non vorrei vivere, io non voglio andare in Croazia, in Romania, semplicemente voglio rimanere in Italia, poi rispetto le tue idee, voterò per il tuo referendum, sono d'accordo che il referendum debba essere fatto, ma sappi che per me il Veneto è in Italia, ma lo faccio perché credo in una nazione che possa competere e che possa competere. Lei è una persona intelligente e democratica, molto democratica, perché lei ha detto io voterò no, mi batterò per le mie idee, voterò e cercherò di far valere le mie. Ma certo, ma è questo che noi chiediamo, il diritto dei veneti ad esprimersi con un referendum. Telefonata, che la regia non mi ha detto, però ho sentito rumore in studio. Sentiamo la prima, pronto? Altra cosa. Sì, pronto? Buonasera, con chi parliamo, da dove? Sì, buonasera, io sono Stefano, in questo momento mi trovo in provincia di Verona, ma io vivo a Melbourne da 2 anni. Bene. E niente, io volevo solo dire 2 cose. Se i signori che sono lì, visto che comunque io 10 anni che non voto, da quando la Lega mi ha tradito mettendosi con Berlusconi, quindi lei può capire che non sono uno che non vota proprio per principio, perché non ho la possibilità di votare, visto che comunque anche questa nuova legge elettorale è una legge incostituzionale, lo dimostrerà la Corte Costituzionale, perché comunque non sono state viste le preferenze. Ecco, io volevo chiedere ai politici che ci sono lì se hanno finito di prendere gli italiani per i fondelli, visto che comunque io, vivendo all'estero, vedo l'Italia in un'altra maniera, presentata in un altro modo. Io per esempio vivo in Australia, l'Australia è una monarchia federale, cose che sono cose inammissibili in Italia. La cosa più semplice, più banale, il Queensland non ha l'ora solare, mentre una parte dell'Australia ce l'ha. Cioè, qui si parla di determinazione dei popoli quando non si lascia fare nemmeno il referendum, ecco, quindi. Ma al di là del referendum mi chiedo, visto che comunque qui si parla dei famosi 80 euro in busta paga, nessuno dice la verità sulle cose, che si parla di uno shock economico. Lo shock economico per uscire dalla crisi quest'anno, cioè per poter iniziare ad uscire dalla crisi, è aumentare il PIL pari al 3%. Noi sappiamo benissimo che nel 2015 il PIL sarà del più 8, più 9, quindi voglio dire siamo altamente fuori. Io volevo sapere se i politici hanno finito di prendere per i fondelli gli italiani, e soprattutto noi che viviamo all'estero
Io a Melbourne ho fondato un gruppo di veneti di Melbourne, ci troviamo e siamo trevisani, siamo veneziani, ma noi abbiamo vergogna di quello che in Italia sta succedendo. Che lavoro fa lei in Australia? Guardi, io vivo in Australia, lavoro, ho un visto studenti perché ho superato i 30 anni. Lei sa che l'Australia ha delle regole ben precise, cose che in Italia non fanno, perché per esempio hanno fatto uno svuotacarceri, impongono a regioni come il Veneto, che non è una regione mafiosa, impongono a una regione come il Veneto di mettere il soggiorno obbligato. Quindi io mi chiedo per quanto si va avanti. Certo, mi scusi, ha voglia di ritornare in Italia o vuole rimanere in Australia, rimarrà lì? Ma io sinceramente in Italia non ci torno, anche perché innanzitutto le cose pubbliche funzionano, c'è molto rispetto per quello che è pubblico, cioè in una città come Brisbane ci sono 55 bagni pubblici. Perfetto, capito, funziona bagni da discoteca. Funziona tutto bene. Quindi voglio dire, mi permetto solo per dire i bagni pubblici, ma tutto ciò che è pubblico è rispettato. Ecco, mi permetto solo di darle... Io tornerò in Italia solamente per fare una cosa. Certo. Se io fossi in Australia mi rifaccio le 30 ore per venire a votare per l'indipendenza del Veneto. Ecco, e io le do un consiglio, dato che rimarrà in Australia, clicchi sul suo PC www.gruppotv7.com e ci vede anche in streaming anche in Australia, va bene? Ma questo sarà fatto senz'altro, ma voglio dire, la devono finire, anche perché adesso tutti ce l'hanno con Renzi, ma Renzi non sta facendo niente, non può fare niente perché ovviamente non riesce a fare niente. Certo. Quindi io mi chiedo, i politici che sono lì se ne rendono conto che stanno per prendere per i fondelli l'Italia? Grazie, poi le risponderanno. Se diamo un'altra telefonata, chiedo, c'è la telefonata? Elisabetta non c'è più, mi ha detto c'è o non c'è? C'è la telefonata? C'è la telefonata? Pronto? C'è. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, mi chiamo Omar e chiamo da Bassano. Prego, tutta la regione Veneto e anche l'Emilia abbiamo sentito questa sera, prego. Grazie. Allora, io dico che sono un po' emozionato perché non è che parlo a te. Allora, volevo dire che come faccio, io voglio bene a tutti, isole comprese, ma mi sento veneto e non ci posso fare niente. Quando mi si dice, guarda, hai la possibilità di avere una democrazia più diretta, avere dei servizi pubblici migliori, dei trasporti che funzionano, non come i treni che girano, che fanno piangere. Cioè, come non si fa a volere un Veneto indipendente? Cioè, ma anche da un punto di vista sociale, cioè con scuole che finalmente ti possono e non sarebbe dare, bello, mi scusi se le faccio una domanda, non sarebbe bello avere anche l'Italia così? È impossibile. Allora io penso che quest'Italia, questo Stato italiano è fallito, nel senso non gli italiani siano falliti, ma quest'Italia prima che più veloce si fa a smantellarla per dopo ricostruirla federale, meglio è per tutti. Certo, non potremo comprare, non so, 50 F-35 per bombardare in giro per il mondo, oppure certo, 95. Cose velleitarie, ma più vicini alla gente. Certo, è stato chiarissimo. Prego, se vuole concludere, perché ho altre telefonate, poi dobbiamo anche parlare di altro. Prego, concluda pure rapidamente, grazie. Ok, velocemente. La mia ditta lavora nel campo meccanico. Se fossimo indipendenti, tutti i prodotti, mi ricollego anche prima al discorso del signore del PD, che diceva come non si fa a essere chiusi. Al contrario, l'Olanda non è chiusa,
ed è un piccolo Stato. Se il Veneto fosse indipendente, i nostri prodotti costerebbero meno ed esporteremo di più. Certo. E potremmo fare ricerca e sviluppo senza mandare gli ingegneri all'estero. Grazie della telefonata, ne passiamo un'altra. Grazie a voi. L'ultima Elisabetta, perché davvero altrimenti non riusciamo più a imbastire un ragionamento qui in studio. Sentiamola, anche se ci fa molto piacere ovviamente di ricevere tutte queste telefonate. Sentiamo la prossima. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sono Pietro da Scorzè. Pietro da Scorzè, provincia di Venezia, sì. Prego. Sì, ok. Io sono un veneto, pensionato da 74 anni, reduce dalla guerra. Che ha 74 Ora sono ancora in guerra perché sono carcerato in arresti domiciliari. Le conosco bene questi politici perché per andare a lavorare a 15 anni ho dovuto farmi la tessera del Partito Comunista e cantare avanti il popolo. E allora si immagini un po' in che condizioni mi trovo, perché sono sempre contro i corrotti e gli accattoni e ho sempre gridato da solo. Ho chiamato tutte le televisioni, anche la vostra, qualche anno fa, e nessuno mi ha mai ascoltato. Ho fatto anni di galera e ancora sono in galera, vabbè, perché adesso ci sono le elezioni, hanno trovato un sistema per arrestarmi. Va bene? Per arrestarlo per quale motivo? Mi scusi, per quale motivo, se ce lo può dire, per quale motivo? Adesso che lo dico. Io con le mie proteste che ho fatto in questo paese accusando un maresciallo di carabinieri corrotto, è stato trasferito a Padova, ancora ha tramandato in tutti i paesi qui attorno. Ogni paese che vado trovano la scusa per arrestarmi. Adesso mi hanno arrestato. No, hanno accettato una denuncia all'extracomunitario perché io con 400 euro al mese. Senta, facciamo così, visto che è un argomento anche privato, magari ci sentiamo lunedì in forma privata senza interventi in televisione. Sì, la chiamerò io. Le solite cose, non mi lasciate parlare. La ringrazio perché abbiamo un'altra telefonata, grazie, la chiameremo noi. Sentiamo l'ultima telefonata. Siete tutti uguali, abbassiamo l'audio, grazie. Se la regia l'abbiamo lasciata parlare. Grazie regia, brava che è stata rapida. Sentiamo la telefonata successiva, l'ultima davvero. Pronto? Buonasera, siamo da Mestre. Come si chiama? Elena. Elena, prego. Allora, io vorrei esprimere l'impressione che ho ricevuto in questi ultimi giorni, cioè dalla bassa politica centralista ho notato un atteggiamento quasi dittatoriale, anche senza quasi, non permette libertà di parola, libertà di esporre, di esprimersi liberamente. Si avverte aria di dittatura, mi dispiace moltissimo. Io non ho capito. Ho votato indipendenza, non possiedo armi, non possiedo bandiere, non sono potuta andare, non ho potuto raggiungere la piazza di Treviso perché abito più fuori, non mi è stato possibile. Perciò io dico solo questo, che l'indipendenza ce la farà, perché è un atteggiamento di coraggio. L'indipendenza di chi vuole, la regione che cerca l'indipendenza esprime un atto di coraggio, di responsabilità. Perciò può valere per tutte le regioni italiane. Cioè, ciascuna regione amministra il proprio territorio, la propria terra, al di là di ogni accusa di razzismo, al di là del razzismo, di nazismo, di gesti e di bandiere. Abbiamo bisogno di vivere pacificamente, ma di controllare il nostro territorio, di curarlo. È stata molto chiara, grazie.
Grazie della telefonata. Davvero le blocchiamo un attimino, rientriamo perché qui davvero non ne usciamo più. Allora, se la regia può mandare, cambiamo argomento perché era quello lasciato, che c'è una crisi di lavoro, caro Raffaele Zanon, c'è una disoccupazione giovanile incredibile. Allora vi do un po' di dati, così vi leggo dei passaggi e poi saranno motivo anche di discussione qui in studio se la regia mi manda in... Eccoli qua. Sono oltre, dunque disoccupati, dati shock a Padova, sono in 39.000. Sono oltre 39.000 disoccupati padovani nel 2013, 23% circa dell'intera massa di senza lavoro del Veneto. Una cifra che è triplicata dal 2007, portando Padova ad un tasso di disoccupazione senza precedenti, l'8,7. La città ottiene così il triste primato della provincia veneta con più disoccupati sia in termini assoluti che in percentuale, superando Venezia, Rovigo, storicamente le più deboli. Ad aggiungersi a questi dati drammatici è il tasso complessivo di disoccupazione giovanile che raggiunge, pensate, il 32%. Se andiamo nella pagina dopo, peggio fanno anche qui Venezia e Rovigo, rispettivamente con il 35 e il 33, 21 milioni di ore di cassa integrazione nel 2013, con un incremento del 13% sul 2012, una crescita dei licenziamenti collettivi del 61% nello stesso periodo di tempo e un aumento delle procedure concorsuali del 40% nell'ultimo anno. Professor Manocase, dati incredibili perché sono dati davvero, come diceva lei prima, di un paese e di una regione fallita, insomma. Bisogna ripensare a ricostruire il Veneto indipendentemente dal fatto di chiederne l'indipendenza. Ricostruire il Veneto vuol dire rimettere in piedi le attività produttive, di cui il Veneto era particolarmente preparato e le aziende venete si sono distinte nel produrre cose che prima non c'erano. Ora, tutta questa situazione è degradata, ma l'abbiamo detto già 3.000 volte, ma non abbiamo avuto risposte. Adesso ci sono le elezioni europee. In Veneto abbiamo perso quantità enormi di denaro perché i contributi europei non sono stati sufficientemente e adeguatamente richiesti presso la stessa comunità europea. Vuol dire che noi paghiamo la comunità europea che dovrebbe restituirci una parte di questi importi, ma noi non siamo adeguatamente preparati a richiederli, cosa che fanno tranquillamente gli spagnoli, quello che fanno tranquillamente molti altri stati che pagano molto meno e proprio per la nostra incapacità di introitare denaro, questo denaro che rimane nell'Europa viene diviso per gli altri paesi. Allora bisogna che ci svegliamo. Bisogna che ci svegliamo e diventiamo pratici, ma soprattutto che in Europa, che sembra una cosa molto distante, ci vada gente competente. Non possono andare ex presentatori, ex cantanti, ex vallette. Non è possibile, perché quelle quando vanno lì, a meno che non abbiano fatto dei corsi particolari, ma ho grossi dubbi visto come si presentano in televisione quando vanno a parlare, non sono in grado di venire nel Veneto, creare dei punti dove le aziende possono fare capo e possono chiedere che cosa effettivamente l'Europa può dare alle aziende venete. Questo è un grosso problema. E le aziende venete cosa fanno? Vanno nei paesi dell'est, cioè gli ex paesi dell'est, perché lì i contributi ci sono, vanno in Ungheria, vanno in Romania, vanno in Serbia, in Croazia, in Slovenia, tutti questi paesi che ricevono contributi a man bassa, no? Senza destinazione peraltro. Quindi quando la Romania entrò nella comunità europea, gli furono messi a disposizione 20 miliardi di euro. Così, d'emblée, chiunque poteva accedere per avere contributi. E gli imprenditori veneti andarono lì per produrre in Romania. Ma bisogna tenere presente che non basta pagare poco gli stipendi, l'importante è riuscire a produrre e buona parte di queste aziende ha dovuto soccombere di fronte a un fatto che
mancava il tessuto socio-economico che consentisse l'evoluzione della stessa azienda e quindi chiusero. Ma questo è un fenomeno europeo. Abbiamo creato un'Europa senza regole e pretendiamo che invece gli Stati siano soggiogati da regole e quindi che l'Italia sia soggiogata a dei principi che non può mantenere. E perché creiamo degli stati concorrenti all'interno dell'Europa per spostare l'economia italiana negli stati più deboli. Allora, se questa è fare economia o se questo è fare Europa, io non sono convinto. Poi se qualcuno riesce a convincermi me lo deve spiegare. Allora, Raffaele Zanò, poi parlato perché io credo che Ermanno Casena abbia toccato un tema fondamentale, cioè quello di un'Europa che è sempre più una gabbia, di un'economia in cui vi è anche una moneta che oggettivamente è l'euro, che è un marco travestito, quindi una moneta comunque non legata alla nostra economia, alla nostra potenzialità di sistema paese, quindi credo che questo faccia capire molte cose, ma credo che Casena abbia toccato il tema che riguarda proprio la incapacità spesso amministrativa, e non è solo responsabilità amministrativa ma anche dell'associazionismo che rappresenta le imprese, che spesso non hanno consentito di utilizzare sapientemente, in maniera coerente, quei fondi che potevano dare risposte, almeno alle prime risposte al problema dell'occupazione che investe sicuramente i giovani. Ormai io ho mio figlio che lavora in Cechia perché è andato nelle repubbliche dell'est europeo, laddove trova paesi ordinati dove vi è un sistema che consente di progredire dal punto di vista occupazionale, prepararsi professionalmente e guardare in qualche maniera al futuro. Purtroppo i giovani adesso che escono dal nostro sistema dell'istruzione non trovano queste prospettive, e quindi troviamo i giovani nell'est europeo piuttosto che in Australia, piuttosto che in tante parti del mondo. Quindi questo problema di un Veneto che si sta invecchiando, di un Veneto che amministrativamente dobbiamo anche chiamare la responsabilità anche la regione. Ecco, non abbiamo dei modelli, cioè fino a 15 anni fa questa regione poteva vantare dei record dal punto di vista occupazionale, in 15 anni è accaduto l'inverosimile e non c'è stata capacità di guardare, di pensare al mondo della ricerca, al mondo dell'innovazione. Le aziende non sono state accompagnate, non con l'assistenza verso quella necessità di aggregarsi per fare accettare delle sfide. Perché evidentemente l'utilizzo di queste risorse non è stato indirizzato in azioni che potessero garantire, ecco, diciamo, questo come diceva il sviluppo. professor Casena, guardando il futuro per cambiare questa ruota che sta bisogna invertire sicuramente i segnali devono essere dati anche mandando, come diceva, in Europa persone competenti che sappiano che in Europa non ci sono le sfilate di moda, ma si va a decidere il futuro delle aree in cui si è eletti, e spesso la scorsa settimana ci siamo incontrati con gli albergatori del bacino termale Uganeo, che è uno dei bacini turistici più in crisi d'Italia, perché in altre realtà dove addirittura non c'è l'acqua calda sono riusciti a fare cose straordinarie rispetto a noi e a fare marketing, di fronte a un parlamentare europeo che ha comunque presentato, in questo caso era un parlamentare di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, che ha presentato dei pacchetti e dei bandi neppure conosciuti nella nostra regione, gli imprenditori erano lì sbigottiti: ma come mai la nostra associazione non ci dice che ci sono queste opportunità? Come mai la regione non fa squadra per andarsi a ipotecare quelle risorse? Perché ovviamente si tratta di cofinanziamenti, quindi c'è la necessità di collegare e di far partecipare attivamente anche gli enti locali. Ecco, tutto questo, il fa squadra, ecco, devo dire, è una grande... Una domanda in merito, Zanò. Per esempio, io ho conosciuto, ci sono qui, parlo del nostro territorio,
territorio del Veneto, a Cavallino ci sono dei campi tra i più grandi d'Europa, 12.000 persone mantengono, e questi vanno a fare le fiere in tutta Europa e portano dei clienti nel proprio campi, e vai al Cavallino, non faccio il nome per pubblicizzarlo, vai lì, ci sono 12.000 turisti 4-5 mesi all'anno. Perché cittadine come Abano, Montegrotto non fanno le fiere nelle varie città europee e vanno a sponsorizzare il proprio territorio, i propri bagni, i propri fanghi che ci sono straordinari nel nostro territorio? Perché continuiamo a fare la politica dei piccoli orticelli, ed è quella politica che poi non si può garantire, ed è un po' collegata anche alla questione dell'indipendentismo. Cioè la politica del piccolo orticello di fronte a una sfida globale porta anche il turista italiano a farsi le vacanze all'estero. C'è più promozione per portare gli italiani all'estero che portarli a godere delle bellezze e dei benefici che invece ci possono essere qui nel Veneto. Questa è una sfida che dobbiamo raccogliere, che mi auguro poi trovi risposte dal punto di vista dell'azione parlamentare. Ma voglio concludere anche con un fatto che mi ha colpito, il fatto che in questi giorni la notizia, oltre a quella dei Serenissimi e del tentato golpe, c'è quella di centinaia di ragazze in coda per rispondere all'offerta dello sceicco per 50 accompagnatrici che dovrebbero di fatto accompagnarlo per l'Italia con diritto di shopping illimitato, quindi calze, seta, sigarette. Ecco, mi sembra di tornare ai tempi di quando arrivarono gli americani in Italia, che arrivarono, ma una volta le ragazze abbracciavano magari una divisa. Qui siamo ormai nelle mani di chiunque. Ecco, anche questa notizia mi fa più paura che quella legata a quel famoso baraccone dove hanno trovato, diciamo, quel carro. Dovremmo riflettere sulla nostra sovranità, sia dal punto di vista della moneta, sia dal punto di vista dell'economia, sia dal punto di vista della cultura, perché quando accadono fatti come questo credo che noi tutti dobbiamo riflettere e pensare che i giovani in questo momento non hanno prospettive e quindi si affidano alla cioccolata degli sceicchi. Per lato lei è un europarlamentare, arrivano, come diceva Salmano Case, questi soldi li portate in Italia per far sì che le aziende, i giovani ritornino alle aziende e soprattutto trovino lavoro i giovani? Fate qualcosa? Guardi, io ne parlo. Mi dica seriamente, non mi racconti per l'altro così, se quello che mi dica seriamente cosa guardi, possibile. Io sono abituato a raccontare le barzellette, se voi ci troviamo in taverna io e lei e ci raccontiamo le barzellette. Certo. Dobbiamo essere seri, quindi gli dico le cose come stanno. E glielo dico con l'esperienza di uno che prima di essere eletto con le preferenze del Parlamento europeo è stato eletto per 2 volte in Regione del Veneto e ha ricoperto l'incarico di assessore regionale all'agricoltura e quant'altro. Da assessore regionale io ho portato la mia regione, il Veneto, a usufruire del 94-96% delle risorse messe a disposizione del Veneto da parte dell'Unione Europea. Troppo spesso si parla dell'Europa non sapendo quante opportunità possono essere messe a disposizione dell'Europa. Tanta gente non usufruisce di queste opportunità perché non le conosce. Uno degli sforzi più grandi durante la mia permanenza in Europa è stato quello di trasferire una corretta informazione a tutti i potenziali beneficiari delle risorse comunitarie per fare in modo che capissero l'importanza di poter attingere non alle risorse degli altri paesi, alle nostre risorse, perché i soldi che sono in Europa sono nostri, dell'Italia. Allora su questo diventa importante conoscere queste opportunità per poterle sfruttare. Ogni paese membro dell'Unione Europea deve pagare il funzionamento dell'Europa versando una percentuale di poco superiore all'1% del proprio prodotto interno lordo. Quindi percentualmente tutti i 28 i paesi membri dell'Unione Europea pagano, finanziano l'Europa e su questo non si discute. Casomai il nostro sforzo deve essere quello di farci tornare indietro gran parte di quelle risorse che noi versiamo all'Europa. E come possiamo fare ad attingere queste risorse, che in larga misura sono nostre? Presentando dei progetti. L'Unione Europea non dà neanche €1 a fondo perduto, senza prima chiedere a colui che chiede il finanziamento come vuole utilizzare queste risorse pubbliche. È il modo per spiegare concretamente all'Europa
come vogliamo realizzare i nostri progetti è quello di presentare dei progetti formalizzati. L'Italia presenta dei progetti, mi scusi per l'attimo. Sì, l'Italia presenta dei progetti, però noi nell'utilizzo delle risorse comunitarie siamo ancora molto indietro rispetto ad altri paesi. L'esempio banale della Spagna, che però fa scuola. La Spagna ha mandato una importante quantità di funzionari pubblici pagati dalla Spagna, li ha mandati a Bruxelles per imparare alla perfezione i meccanismi di cofinanziamento dei progetti. Quando i funzionari spagnoli sono tornati in Spagna, hanno cominciato a sfornare una quantità considerevole di progetti, tanto da portare la Spagna a vedere stravolto l'immagine del proprio paese utilizzando le risorse comunitarie. Molto spesso gli imprenditori spagnoli hanno saputo essere maggiormente competitivi sui mercati internazionali usando non solo i soldi destinati alla Spagna, ma anche quelli non usati dall'Italia, che sono stati utilizzati dagli spagnoli per fare concorrenza agli imprenditori spagnoli, agli imprenditori italiani. Questo per dire... Mi scusi, ma il governo italiano ha fatto qualche proposta alla comunità europea per il lavoro per i giovani? Lei vive lì e mi sembra che lei è una persona molto seria e preparata. Cioè, ha fatto il governo, le regioni, non so chi deve fare questo, deve interessarsi per questa vicenda? Guardi, in questi ultimi anni lo Stato italiano ha fatto dei passi da gigante, ma perché ha cambiato mentalità, perché fino a non molto tempo fa si pensava che il Parlamento europeo fosse il cimitero degli elefanti, cioè dove mandare i politici a fine carriera o scomodo in Italia. Questo tipo di mentalità sbagliata ha fatto sì che si avesse dell'Europa una concezione sbagliata. Non è il cimitero degli elefanti, è il posto dove andare a mandare delle persone che siano in grado di poter essere utili al proprio paese, non solo all'Europa. Invece oggi attualmente l'Italia sta facendo qualcosa per questi giovani, per questo lavoro che Le non dicevo c'è, che l'Italia sta facendo molto, ma deve fare molto di più, perché non è ancora riuscita a portare a casa tutte le risorse messe a disposizione dell'Italia, ma questo è per una concezione sbagliata che ha l'Italia dell'Europa. E quante sarebbero le risorse? Mi scusi se le faccio domande. Lei ci sono quantità enormi di risorse finanziarie. Le faccio l'esempio dell'agricoltura. La PAC, la politica agricola comune, mette a disposizione dell'agricoltura europea 95 miliardi di euro che possono essere utilizzati presentando questi progetti, ma in tutti i settori, perché in tutti i settori ci sono risorse. Il segreto consiste nell'essere preparati, nel chiedere in maniera adeguata queste risorse attraverso la presentazione dei progetti. Quindi chi vuole smantellare l'Europa deve capire che bisogna essere eurocritici ma non euroscettici, perché euroscettici vuol dire smantellare l'Europa. Noi siamo per cambiare l'Europa, perché sia ancora più vicini ai cittadini, ma non è distruggendo l'Europa che risolviamo i problemi dell'Italia o dei cittadini del Veneto. Professor Malocase, mi sembra di aver capito Meuti, che dice Berlato, e non ho dubbi per metterlo in dubbio, un gioco di parole, che l'Europa ha tantissimi soldi, tantissimi. L'Italia non riesce a sfruttarli, non riesce a far portare in Italia i soldi per eliminare... Perché non presenta progetti. Perché per eliminare molti disoccupati e trovare le aziende che rimangono qui, perché non ha progetti. Sì. Le faccio una domanda. Le faccio un esempio. È stato chiesto all'Europa un finanziamento per finire la famosa idrovia e l'Europa darebbe il 75%, quindi ci siamo scannati in tutti questi anni. Sa cosa hanno risposto negli uffici europei? Nessuno ha mai chiesto nulla. Quindi ci siamo persi dei soldi, ma dico un esempio banale, ma ce ne sono tanti altri. Gli imprenditori non sono stati riuniti alla Confcommercio piuttosto che all'associazione industriale o l'associazione artigiani o quello che è, spiegando che hanno la possibilità. Ci sono addirittura, come diceva l'onorevole, dei fondi per l'agricoltura, ma l'agricoltore non lo sa. E come fa a fare progetti, per esempio, che sul suo campo può mettere anche dei pannelli solari per essere autosufficiente nell'adempimento, nella cattura dell'energia solare, oppure che può fare energia eolica in determinate zone piuttosto che altre forme energetiche. Ma se non c'è una scuola, se non c'è un adempimento, ma questo deve essere fatto
alle università, dove i ragazzi non è che imparano solo greco, latino, storia, geografia, arte e tante altre cose, devono imparare anche le regole dell'Europa, che sono assolutamente ignorate dalla maggior parte dei giovani. E non sono regole difficili, sono estremamente semplici. Ma è quello che diceva appunto l'onorevole. Basta, l'hanno fatto gli spagnoli, sono andati, si sono portati via i soldi nostri e anche di altri paesi che sono lenti a prendere i soldi, perché ogni anno si chiude il bilancio, quello che è rimasto passa il prossimo anno e ritorna dentro il pozzo e tutti attingono. Chi è svelto a assorbire denaro è più fortunato, quello che fa regolarmente la Germania, è autosufficiente, è preparata. Quindi ci vuole una cultura economica che sappia che non sono poi così tante come le leggi italiane, quelle europee sono poche, semplici, bisogna conoscerle, e poi è un business, perché quell'ufficio che ti aiuta ad avere i tuoi contributi ti chiederà una percentuale su quello che lui riesce a ottenere, quindi fa un business, lui lo fanno, questi sono. E tu nello stesso tempo puoi ottenere e ragionare per avere quella quantità di denaro che ti consente di fare un salto di qualità all'azienda, soprattutto nelle proposte innovative che in questo momento sono fondamentali per superare la crisi. Questo Ma quando abbiamo finito di fare questa trasmissione non succede più niente. Quindi talvolta mi domando, ma è possibile che non ci sia uno che dice da domani mattina mi metto lì e faccio sta cosa? E invece è soltanto un piangersi addosso, cercare di strapparsi i vestiti, poi alla fine torniamo che domani mattina tutti vanno avanti nella stessa maniera, e questo è tipicamente veneto. Ed è il coraggio dei veneti, perché è positivo, il Veneto riesce a risolvere tutti i problemi, perché è autosufficiente, ha una carica emotiva imprenditoriale che è fuori misura rispetto alle altre, diciamo, etnie italiane. Però questo crea anche dei limiti. Deve essere in grado anche di gestire una mentalità europea, come diceva l'onorevole. Sentire l'onorevole Gois, poi che gli altri ospiti, prima ho detto mi parli seriamente, conosco la sua serietà, non mi permetterei mai, e anche Tonio. In Europa ci sono una caterva di soldi, mi dice, e non ho dubbi, ripeto, per aver di dubbi, e noi politici non avvisiamo le aziende, l'agricoltura, ma porca miseria, è gravissima questa cosa qui, Gois. È una cosa gravissima. Però chi è regione, che lei sa chi è regione, ha responsabilità. Certo. Chi sarà che avrà mica il contadino, poro Cristo, che non sa nemmeno. Io so che in Regione Veneto c'è perfino una società, come si chiama? Finest, mi pare che si chiami, per aiutare gli artigiani o comunque i piccoli e medi imprenditori che delocalizzano. Per me è uno scandalo. No, anche le banche. Ecco. Lei va in banca e dice voglio andare in Romania, come faccio? Le preparo tutto e le danno quei soldi perché sì, ma che ci sia in Regione Veneto una società che aiuta a delocalizzare, quando poi, come abbiamo visto, abbiamo sentito, il problema grave che abbiamo noi è appunto anche il costo del lavoro. Si diceva di no, ma in realtà il costo del lavoro in Italia è esorbitante. Che non sia in regione quando la maggioranza ce l'ha la Lega, insomma. Cioè, ma non è una scoperta della Lega questa cosa qua, c'era anche prima, ma io l'ho denunciata la cosa. Ma la Lega ha il potere. L'ho denunciata. La Lega ha il potere, può toglierla. Dovrebbe toglierla. Ecco, ma infatti, adesso quando faremo prima il Veneto e ci aiuteremo con Indipendenza Veneta, si diceva prima cosa chiedeva un ascoltatore, come farebbe a vivere il Veneto se va via da solo. Il Veneto, se va via da solo, non solo può vivere alla grande se fa l'indipendenza del Veneto, ma addirittura potrebbe benissimo aiutare anche le altre regioni o chi comunque per fare solidarietà o cose del genere. Ma dobbiamo essere liberi di avere anche quei 20 miliardi che perdiamo ogni anno, perché il Veneto perde ogni anno 20-21 miliardi, soldi che vengono mandati giù a Roma e che non tornano più indietro. Rimaniamo quelli che non arrivano anche dall'Europa. Ecco, e quelli che non arrivano dall'Europa. Ecco, per questo c'è un altro grave problema, che è quello della burocrazia.
proviamo, da me vengono dei ragazzi, vengono delle persone volonterose che vorrebbero fare, che vorrebbero mettersi in gioco, ma che non riescono a farlo perché c'è la burocrazia che frena. Soltanto per andare in un comune, per aprire un negozio, ci vogliono 6 mesi. Tra leggi, leggine, norme e quant'altro. Perché? Perché con la famosa legge Bassanini è venuto fuori che i responsabili sono i funzionari e in comune non governa mica, in comune o in provincia o dove sia o a Roma, non governano mica né i politici ma i burocrati, sì, i funzionari. Adesso si è detto, però mi sembra mi dispiace che interrompere, che non dovrei, però quando siete stati al governo con il PDL potevate fare una legge che i burocrati venivano cambiati ogni volta che veniva cambiato la parte politica. Allora, però se mi permette, proprio mi inserisco, non per mancanza di educazione, sulla questione della burocrazia. Guardate, in Europa la burocrazia è 100 volte più potente che in Italia, con la differenza che in Europa la burocrazia funziona. Il problema non è solo quello di tagliare la burocrazia, ma è quello di renderla efficiente, perché sia in grado di poter dare risposte ai cittadini. Cioè, quindi allora quando noi tagliamo la burocrazia, noi dobbiamo prima di tutto renderla efficiente, perché abbiamo una burocrazia che spesso, la burocrazia in Italia è forte perché la politica è debole, perché se ci fosse una guida politica adeguata noi metteremo nelle condizioni della burocrazia di dare risposte alla gente. È la burocrazia improduttiva che è il male, è quella che asfissia le nostre realtà. Ma ancora sulla questione dell'apporto all'Europa, io ogni anno, porto l'esperienza mia, non voglio parlare degli altri, no, io da 15 anni porto ogni anno 3 gruppi da 35 rappresentanti di categorie e li porto da 15 anni in Europa per fare in modo che possano conoscere in maniera adeguata quali sono le opportunità che possono essere messe a disposizione delle varie categorie. Adesso lo porto, poi il mese prossimo porto 35 artigiani, ma ho portato gli agricoltori, ho portato gli industriali, e continuo a farlo, ma non per fare una gita. Non vengono a fare una gita, io li faccio incontrare con i funzionari della Commissione europea, faccio in modo che ci sia uno stage che riescano a capire, per fare in modo che conoscano l'Europa. Con questo non vogliamo dire che l'Europa funziona alla perfezione, perché noi la vogliamo cambiare perché sia ancora più efficiente, però dobbiamo conoscere questa opportunità e soprattutto dobbiamo cambiare mentalità, perché saranno mica tutti stupidi in Veneto che non riescono a capire che in Europa ci sono risorse, no? L'approccio culturale che spesso hanno avuto i veneti è stato quello di dire: io se voglio allargare la mia attività o voglio ampliare il mio capannone, lo faccio quando ho i soldi in tasca. Se non ho, è un motivo d'orgoglio mio di farlo con i soldi miei. E non capiamo che questo approccio culturale, che ha rifiutato la ricerca di risorse comunitarie, ha fatto sì che gli spagnoli magari vedessero abbattuti del 40% i costi delle loro attività, e per poi venire a fare concorrenza a noi con i soldi nostri in casa nostra. È l'approccio culturale che va cambiato. Ho capito benissimo. Paolo Togno, mi auguro che Renzi riesca a fare qualcosa. È andato dalla Merkel, è andato a fare una chiacchieratina, mi sembra, da quelle parti lì. Ha combinato qualcosa per questi giovani, per il lavoro che non c'è, per quello che diceva prima anche Raffaele Zanò, che non ha fatto nulla, diceva il buon Renzi, tanto meno per il lavoro e per i giovani, per l'occupazione. Secondo me quella dell'Europa è la grande sfida che è Renzi in realtà, nel senso che poi tutti questi temi si risolvono anche se si riesce a incidere lì. L'Europa per me è l'orizzonte minimo dentro cui la politica può ragionare, cioè, non possiamo pensare di competere con Brasile, Cina, India parlando di Italia, Germania. Che senso ha? In Cina ci sono college che hanno gli stessi abitanti della città dove vivo io, cioè Padova. Quindi la sfida è tutta in Europa, ed è nel cambiare l'Europa come è stata fino ad oggi, perché se siamo in questa situazione che è molto diversa rispetto a come era stata pensata anche l'Europa, e anche per come è stata gestita in questi anni dalle destre europee. Credo che la politica di austerità impostata soprattutto dalla Merkel e dalla Germania sia una delle cause anche della rabbia che la gente ha nei confronti dell'Europa, perché ha visto un'Europa totalmente distante rispetto ai propri bisogni. Quello che è stato detto sui fondi europei è verissimo, questa regione li ha utilizzati molto male, perché effettivamente se guardiamo i dati dei fondi europei 2007-2013 sono stati utilizzati per il 50% di quelli che potevano essere usati, quindi vuol dire che l'altro 50% torna a Bruxelles, e quella è una grandissima opportunità per le imprese,
per le pubbliche amministrazioni, per i giovani, però anche lì per cogliere questa opportunità, è questo che dicevo, cercavo di dire anche prima rispetto all'indipendenza del Veneto. Quando tu partecipi a un bando europeo devi fare degli accordi, per esempio, con altre imprese, ma altre imprese che stanno in altre nazioni, non che stanno in Veneto. È questo, esatto, è questo, lo so, ma è questo il punto, che tutto però ci porta a ragionare in una dimensione molto più ampia rispetto anche, non è mica il lo so, ma rispetto anche alle nostre regioni. Secondo me sarebbe molto più importante oggi, anche per rispondere a quel dato sulla disoccupazione a Padova. Com'è che si può rispondere a quel dato lì parlando di Padova? È solo una città metropolitana come Padova, Venezia e Treviso che può andare incontro a quei bisogni. Non c'è alternativa da questo punto di vista. Se io vado in giro in Europa e nel mondo e dico abito a Padova, qualcuno sa dov'è Padova? No. Se dico abito a Venezia, lo capiscono tutti. Basta collegarle bene tra di loro. C'è Venezia che è un centro culturale, c'è Padova che ha l'università, c'è Treviso che ha la manifattura. O si collegano queste tre realtà e si fa una città che è in grado, insomma, di attrarre. E lei presume sia facile collegarli tutti i suoi? Non credo sia facile, però penso che sia la sfida che anche una nuova generazione, secondo me, in politica deve portare avanti. Io posso dire qualcosa? Sì, poi devo chiudere. Però stasera, sì, poi chiudiamo. Stasera però non abbiamo mai parlato anche della situazione nella quale si trova sta benedetta Italia. Fino a che noi Veneto, ma anche tutto il resto dell'Italia, si deve sobbarcare, oltre appunto a tutte le regioni, cioè dobbiamo sobbarcare il peso di tutte le regioni che non producono assolutamente, ma che vivono di assistenzialismo. Si ricordava prima che in Veneto con gli stessi abitanti della Sicilia abbiamo 2.000, quanti sono? 2.500 contro 20.000 contro 22.000 impiegati, diciamo, no? E quindi per sopportare tutti quelli. E tutti quegli extracomunitari che continuano ad arrivare e che dobbiamo mantenere, a cui si danno ogni extracomunitario che viene a costare allo Stato quasi 1.000 euro al giorno, perché con tutti i soldi che si danno, ma se non sono 1.000, ma siamo lì molto vicino, soldi che bisogna dare, ma pensando a tutte quelle associazioni che si dice di volontariato, che in realtà a fronte di 100 euro che si dà all'associazione di volontariato, 90 euro servono per l'associazione, 10 euro servono per tutto il resto. Ritorno sempre a quella solita. E torniamo sempre al solito. Sì. Se non riusciamo a mantenere neanche i nostri, certo, anche gli immigrati, come no? E chi dice di no vuol dire che è in malafede, perché non può dire che intanto i nostri ragazzi, la nostra gente si ammazza, i nostri sono fuori, non hanno la casa. Quello che per 3 euro ha perso la casa, intanto mandi gli extracomunitari nell'hotel a 4 stelle. Come facciamo? E poi chiudo, il fiscal compact, dobbiamo dare 50 miliardi all'anno per 20 anni, lo sappiamo, ce ne ricordiamo di questo. 50 miliardi all'anno per 20 o 25 anni deve dare lo Stato italiano all'Europa. Lo sappiamo questo? Ma cioè, qua ci dimentichiamo delle cose concrete, reali. No, ce ne sono, ma solo che non è il tema della serata. Vabbè, non è il tema, però è la realtà questa. Però volevo sempre dirla, Goigis, per diminuire il debito pubblico, questo del fiscal compact è l'impegno a fare in modo da diminuire di 1/20 all'anno il debito pubblico, e questo per l'altro la parola poi diminuiremo mai il debito dello Stato italiano. Volevo solo dirle, Gois, mi scusi se sono pesante, che avete governato l'Italia, potevate dividere bene equamente le spese. Gli italiani non hanno voluto votare prima la devolution e poi non hanno voluto né il federalismo né i costi standard. Questi dati, concordo con l'analisi sulla Comunità Europea, sulle risorse che si possono attingere, e credo sia un problema culturale, nel senso proprio di persone formate per. Però ricordiamoci che il Veneto è fatto di un tessuto, è sempre storicamente un tessuto di micro imprese che hanno retto questa regione. E quelle microimprese che si trovano con una tassazione vicina al 70%, sono quelle microimprese che riuscivano a far vivere con un dipendente, magari 2 massimo, intere famiglie. Le vacche del latte erano quelle. Le vacche del latte erano quelle che corrono il rischio di ammazzare, perché a forza di pigiare sempre le solite vacche del latte, le vacche del latte vengono ammazzate. Quindi quella microimpresa non andava sicuramente a guardare al finanziamento europeo o alla delocalizzazione, ma sono stati il tessuto vitale di questa regione.
e sono quelle che stanno facendo scomparire con una tassazione così alta, quindi deve ripartire da lì secondo noi. E in un Veneto indipendente con 20 miliardi, 20 miliardi, lei professore diceva, prima faceva l'esempio della Romania, di 20 miliardi, sono stati 20 miliardi all'anno che resterebbero sul territorio. Provate a pensare, lavorate solo di fantasia, l'IVA diminuita, le tassazioni, le accise sulla benzina. Devo chiudere. E si pagherebbe il debito? Io mi auguro, in 20 anni? Berlatto, davvero che questa trasmissione dia l'input, anche come diceva il professor Manocase, che non sia solo un bla bla bla, ma che al termine davvero voi che fate parte della politica, tutti indistintamente da quello che prende più, quello che prende meno, dia una mano, un contributo a questa Italia che ne ha sicuramente necessità e bisogno. Ma non è una cosa che dobbiamo dire noi, dovete farlo voi per gli italiani, per voi stessi. Si va a votare tra poco per le europee, andiamo a vedere le intenzioni di voto, chiedo alla regia, prima di chiudere come di consueto, noi andiamo a vedere questa tabella, vediamo cosa dicono, se si dovesse votare oggi per l'elezione europea, quali dei seguenti partiti si vota con le preferenze, si vota con le preferenze in Europa. Per le preferenze. Il cittadino può scegliere il proprio rappresentante. Il nome, certo, e c'è la lista. È molto importante il Partito Democratico ha il 35% e avrebbe 31 seggi. Il Movimento 5 Stelle 21,1 avrebbe 18 seggi, Forza Italia avrebbe 18,8 16 seggi, Lega Nord 5% 4 seggi, l'Alta Europa Coisi Pras il 4% 4 seggi, tutti gli altri non hanno il 4%, il Nuovo Centrodestra però il 3,8, Fratelli d'Italia il 3,1, Scelta Civica 2,1, Unione di Centro 1,3, Italia dei Valori 0,9, la destra 0,6, altri partiti 4,7, indecisi il 17%, intenzione di prendeteli con beneficio inventario, però sono dell'SVG ed è un'azienda seria. Ecco che, professore Manocase, siamo in chiusura, io mi auguro che sia accolto il suo appello, che vengano diciamo queste chiacchierate in questa trasmissione e anche queste arrabbiature dei nostri telespettatori ascoltate dai politici. Mi auguro anch'io, anzi spero che ci sia più attività politica, nel senso che si facciano dei convegni, delle riunioni dove si spiega agli industriali veneti quali sono le opportunità che stanno perdendo, ma non per colpa loro, perché non c'è una sufficiente informazione in questo senso. Cominciamo da domani mattina e così cominciamo a cambiare l'economia. Dopodiché facciamo sto referendum, vediamo cosa pensano i veneti, perché non c'è niente di male a sentire cosa pensa la gente. Questa paura di chissà che cosa pensano, cosa fanno o cosa sceglieranno. Il porcello è nato dalla paura che la gente potesse scegliere quello che voleva, e quindi sono stati i capi dei partiti a decidere quelli che erano i candidati. Speriamo che, come nella legge europea, si superi questo fattore psicologico e si fa da votare voto il mio rappresentante con cui ho un rapporto di fiducia, e che se questo rapporto di fiducia viene meno sarò io che non lo voto più. Bene, grazie a Raffaele Zanò, è stato un piacere averla con noi, grazie anche a Cesare Busetto e all'onorevole Sergio Berlatto, grazie, in bocca al lupo anche a Paola Goisis e a Paolo Tognon, grazie davvero a tutti di essere qui, grazie professor Manocase, grazie a lei. Vi ricordo l'appuntamento del giovedì, Gioventù Politica alle ore 21, tutti i giorni invece alle 19:15 Emiliano Schincaglia con le problematiche della giornata, dunque d'attualità, tutte le sere in diretta, potete telefonare, potete intervenire, mentre noi ci vediamo venerdì prossimo. Buonanotte a tutti. Buonanotte.